Oh, deve entrare, ma tutto cazzo, sì, e La sua falcata va addirittura in porta! Tutti insieme all'Icon Cup, bam bam bam, con Ermoce del Divin. C'è Anto, Ale Oliva che la infila, Mirko F facci un gol, in difesa con il Cobra, Chris Bom, Enzo e Sasi sempre insieme, tra i pali c'è Prisco, Dario para i rigori, Rapolla e Dido, il rimasto e la forchetta, Sciale e Galasso, in panchina Chef Franco, e nessun spettacolo. Signori, 19:24, l'appuntamento era alla 19, ovviamente Jacopo, il videomaker, è arrivato in ritardo. Falso. Io sono stato il primo ad essere arrivato perché comunque mi dovevo togliere un po' di schiaffi dalla faccia vista l'ultima volta. Poi vabbè, ci sarà modo di chiedere scusa anche nel video a tutta la squadra, allo staff eccetera. Ho chiesto anche a voi scusa, ho fatto anche un post sui social per il ritardo, non è da me. E signori, il primo ad entrare in questa terza giornata di Icon Cup è l'icona per eccellenza. Bella maglia. Chef, Non si vede niente. ma si niente a livello di bolletti o di... No, le linee. Ah, le linee. Hai rotto le palle tu, Giovanni. Io adesso vorrei dire una cosa. Vero che l'altra volta ho fatto tardi, mi sono dovuto scusare, amore di, ma il mister Paolucci. Ah, giusto. Poi ci arriveremo, così come ci arriveremo ragazzi al campo di oggi, perché siamo in trasferta praticamente, siamo venuti nelle favelas perché giocheremo contro la Seleção. Dove vi faccio vedere un po' il campo, bellissimo. occhio, che oggi sarà la svolta. Oggi sarà la svolta e un mister Arusto. E l'altra volta Ragazzi, ci siamo invertiti. Dico una cosa importante, il mister ci ha fatto una cazzo, cioè io pure sarei la cazzata da tutti quanti dal mister perché voleva rigidità sull'orario. Oggi tutti quanti cazziata dal mister. Hai già il titolo, eh? Qual è il titolo, Andrea? Cacciati. Da chi? Là tu campo. Lo so, ci siamo in trasferta. Quel gruppetto di persone che ci sono si venute a era seguire è creato un bellissimo. ambiente assurdo. Bello proprio. Però ragazzi, l'ultima volta sono arrivati i carabinieri. Mentre noi giocavamo, sono arrivati i carabinieri, questa cosa non l'abbiamo detta nell'altro Campo ci video. cacciato. Perché praticamente lì era un po' troppo stretto e quindi le persone che ci abitano là avevano problemi ad entrare dove abitano. Ma noi neanche la scorsa partita abbiamo detto dove giochiamo, quando giochiamo, che ore e tutto. Sono stati i ragazzi della scuola calcio a chiamare poi altri amici. Passa parola. Assurdo, aiuto. Oh, state oggi buttato proprio un pezzo oggi. La papera. Veramente. Ma come va? Ci mancava. Anche che è perché sta ieri papera? siamo stati in piena giungla. La papera vera? La papera proprio. Ma dove? Stanno a Maglie Michele la giù da mettere. Non ho capito perché ci fa una papera nella macchina di Michele portata da Enzo Costa. Come bello! C'è anche la bandana. Oggi c'è un clima particolare, non lo so. 3-0 per loro. Primo tempo. 4-3 finale. 4-3 finale per loro. 3-3 ultimo minuto, gol per loro. Come finisce? Noi? No, loro. Vinciamo 1-3. In modo che pure ci segno, secondo tempo Mirko, che lui gioca il secondo tempo. 8 squadre, 2 gironi. Solo le prime 3 vanno avanti. Nei quarti le seconde sfidano le terze e ogni errore può costare caro. Poi entrano in scena le prime classificate e alla fine una sola squadra resterà in piedi. Una bella serie. Finata a cortice. Non dici sempre stessi cose. No, io la ci dico perché tu non sai qua. Lo so, vieni qua, vai su Sasi, state zitto un poco. Vai, questo non è che ci stiamo divertendo, ci dobbiamo divertire, però voglio vedere anche impegno, gioco, non è che devono giocare sempre gli stessi, corrono, ma non anziare la rete, un po' di impegno di tutti. Prima di tutto ce l'ho, ma io dopo ti faccio giocare, ma se io come la mente esci subito, bella impressa. Non può fare così. Ma sono il È una fiducia limitata. È una fiducia limitata. È a tempo, è a tempo. A tempo molto determinato. Allora, io dico solo queste due parole. Ci dobbiamo divertire, però la cosa bella è bello pure quando si vince, tutti quanti insieme. Combattiamo, non è che mi fa che corro solo Enzo Costa, non è che sta qua, centrocampo lo comanda lui, eppure di Dona. Voglio tutti quanti, dovete giocare tutti quanti bene. A te la parola. La partita è importante, ragazzi, sotto tutti i punti di vista, soprattutto perché questa è una settimana importante per noi. Sicuramente il risultato stasera è fondamentale perché ci giochiamo il primo posto. Penso che è importante arrivare al primo posto in questo girone, quindi è fondamentale prendere e fare questi 3 punti, anche perché l'abbiamo lasciati per strada già la settimana scorsa. Soprattutto, ragazzi, nelle conclusioni, soprattutto quando la partita, diciamo, è in quelle fasi di equilibrio che comunque questo torneo mi sembra che ci regalino, perché comunque
il torneo mi sembra abbastanza equilibrato. Poi l'occasione in una partita così importante pure è giunto allo staff il nostro match analyst. Ale? Devo dare una mano per cercare di portare. Allora, secondo me Ale va bene che sta indossato. Grande Ale! Dopo la prestazione, ultimi 5 minuti con la fascia di capitano, non si è capito di chiudere. Quasi un addio al calcio. È stata, diciamo, una degna chiusura, una carriera titolata. Comunque. Allora, scendi in campo, attuale formazione, stanno sempre i portieri, il sabato c'è uno solo, Dario. No, Allora, andiamo tu destra o sinistra? sinistra. Antonio sulla sinistra, Patrizio centrale, di tu a destra. Centrocampo, Ale Oliva. Però non è che ti mettiamo a centrocampo e a Roppo dice no, ma chi lo pallone non me la passa, ti hai pigliato la palla. Era pure. In attacco gioca il Mocio, a fascia capitano è nato. Ci sta, dai. Voglio, però giocate tutti. Mi raccomando, dai, siamo pronti. Volevo dire due parole rispetto all'ultima volta perché c'è stato un ritardo, c'è stata una mancanza di rispetto nei confronti di tutti quanti, della squadra, dello staff, dei tifosi, perché poi ci stanno venendo a seguire tutti quanti. Come avete visto, ho intrapreso questo nuovo percorso lavorativo cercando di poter diventare un procuratore sportivo e togliermi... Oh, però il procuratore sportivo è bello. Per il mutuo. Allora, c'hanno la già due l'orana. Gli annascica pure le gambe, ecco. Un po' di Lui pulizia. è un procuratore, un po' di pulizia, dai. Polizia etnica. No, ringrazio ovviamente voi anche per avermi ridato un'opportunità da titolare in campo. Speriamo bene e andiamoci a prendere questi 3 punti. Dai! Ti prendi i piedi? Ragazzi, li metto all'asta. Comprate, 150.000 euro parte l'asta. Ti dirò, ma sento proprio brutto. Il ritorno? Come la vedi? Bene, hanno detto che dovrebbe essere una buona squadra, si sono rinforzate come hanno detto, però noi ci siamo. Or dunque, se mi fanno giocare, credo che 2 gol li posso fare. C'è l'Oliva oggi, posto. Il mio re. Già stanco come al solito? Secondo me qua sopra questi posti sperduti, l'aria è più rarefatta, si respira con più difficoltà, tipo quando stai in Perù a 10.000 metri. Assist magno col Super Allan. Questa volta magari metti pure la clip che lo dico. L'ho messa l'altra volta. Sì, l'ho messa. Per giocare 100 euro, mo live. Sensazioni buone, ci divertiamo. Obiettivo assist magno gol Super Allan. Ci stiamo scarfando, stiamo piano per. Fate il Brasile. Stasera mi ha fatto 3 dog in. Parola di un colombiano. No, io ero faccio ad una colombiana. Ah, ok. Icon Cup, il percorso per diventare icone prosegue. Il primo step, vincere, ambientarsi, è stato fatto, superato. Adesso bisogna pensare al successivo. I grandi, le icone in altre parole, si fortificano quando non vengono sconfitte. E questo è il momento di dimostrarlo. Torna il Napoli Creators e lo fa contro la Seleção, una squadra che ha perso le prime 2 ma che sembrerebbe essersi rinforzata in vista del big match di oggi. Tutto pronto per la terza giornata di Icon Cup, ma prima formazioni. Partiamo dagli ospiti che schierano tra i pali Velotti, Rametti, Gaglione e Corapi. Per la difesa Madonna, Perone e Ascione. Per il centrocampo e Di Pietro, il capitano, come punta. Mentre il Napoli Creators schiera Picardi per la porta, Antò, Chianese al centro della difesa e Didona per i 3 dietro, Oliva, Rapolla e Super Allan. Il Divin Visione per il centrocampo e la punta la fa il capitano Ermocio. Signori, un test per la partita che ci aspetterà in Creators League. Oggi saremo tutti, Ale manca, Cristian manca, Domenico mancherà, però dai, cerchiamo un attimo di rodare e di arrivare al primo posto come diceva il nostro Vincenzo Italiano. Non dico niente. È meglio visto zitto. Andiamo? Thiago Manca! Thiago Manca! Thiago Manca! Napoli! Enzo Costa, non devo. Mi sa rapollo. Ah, ci sa rapollo, sì. No, facciamo riposare poco, vai. Primo pallone giocabile per la Seleção. Abbiamo visto l'eleganza del presidente in panchina. Sì, però 25-25. Io sto a 0-7. Di Pietro. È iniziata. Seleção Napoli Creators. Perone il giro palla della Seleção. No, se no non si vede. Poi la verticalizzazione. Cercare Di Pietro, l'anticipo di Didona, il Rottweiler di Mugnano. E adesso va al lancio. A trovare Rapolla che ha agganciato in qualche modo, poi in mezzo a 4 Rapolla.
Prova a aiutarsi con il Divin Visone che però la perde. Didona superato, allora può andare Madonna. Torna Didona. Madonna però ricomincia. E allora, giro palla Seleção. Più su, più su, più su, più su. Sono ringiovaniti in panchina. Rapolla, la sposta, crossa! Ermoce un pelo in ritardo. Buona, buona. Bravo! Eccolo qui, il numero 77, Antò lascia scorrere. Si aiuta con Rapolla che fa valere il fisico, poi però si fa male Rapolla. Gliel'ho tirata. Incredibile. Male, gira male questa squadra. Posso, Miki? Entro qui, Hai detto, se è possibile mai siamo un gol a me? Hai rotto già il cavo iniziare la non lo so, partita, veramente. Spazio laterale. L'anno prossimo un solo mister e non sarà chef Franco, Ma ufficiale. sotto siamo un gol! E che cazzo? Le minacce del presidente. Adesso va Leoliva, palo! Mamma mia! Bravo! Come girava e poi bravo. Vale più di 1000 altre parole. Come passa palla! Vabbè, giochiamo col portiere. Rivediamo la punizione di Ale Oliva. Girava alla grande il suo destro, si stampa sul palo e Rapolla non riesce a ribadire in rete. Adesso vuole ripartire la Seleção con Di Pietro che va anche lui in porta. La palla rimane lì, Picardi con i piedi. Però netto che la frase è merda, non è facile durare. Adesso Chianese. Caprantò, Chianese preferisce andare dall'altra parte, ma è fuori misura il suo suggerimento. Allora Di Pietro che può ancora andare a calciare. Picardi raccoglie. Adesso vuole andare via Scione, inseguito da Antò. Con la suola da Oliva. Giocatore eccezionale Ale Oliva che ancora una volta va a pescare Rapolla. Non trova l'aggancio. Adesso Gaglione non trova compagni perché Chianese glielo impedisce. Calcia il Cobra, la palla è passata ma non penso sia entrato. Padri, bravo! Bella Padri! L'anticipo del Cobra che poi non è secondo me riuscito a calciare come avrebbe voluto perché il pallone parte centrale e in qualche modo Velotti riesce a dir di no. Adesso riprende il possesso palla, il giro palla della Seleção che però sbaglia in questa fase di costruzione. Ale Oliva con la suola, Ale Oliva la sposta e col sinistro fa il più facile dei gol per uno come lui. 1-0 Napoli Creators. Oliva è un lusso avere in squadra sempre, in qualsiasi categoria è un lusso. È un lusso in qualsiasi categoria. Ale Oliva e qui va a recuperare questo pallone sull'errore in costruzione della Seleção. Il cambio di passo lo conosce tutta YouTube Italia e col sinistro fa il più facile dei gol, come dicevo. 1-0. Bravi raga, bravi! Ale, ringrazia Sciale che ha segnato grazie a lui, Ma fanculo veramente. Dai, giochiamo! Scatenato lo stratega in panchina. Litiga con tutti, poi Do naso. Soppe naso è bello. col naso, come dice lo stratega. Adesso Chianese per Ermocio in costruzione che rischia di perderla allora Madonna. Immenso Fiusi, immenso! Però riesce a guadagnare ancora il possesso Ermocio. Didona scambia con il Divin Visone. Non riesce a costruire il Napoli Creators, quindi può provare a distendersi la Seleção. Con la giocata e il fallo di Antò. Didona con le mani. La Rapolla che mette giù con il petto e la gira Rapolla. Velotti in qualche modo. Poi Chianese di testa, ancora Rapolla a mettere giù. Di Pietro però gliela toglie, gliela sradica. Prova ad allontanare, ma c'è Oliva pronto a schermare e a verticalizzare dove c'è Ermocio. Di prima, Super Allan! Il Divin Visone si fa perdonare così per il ritardo di settimana scorsa. 2-0. L'assist di Ermocio è prezioso da sottolineare, ma in questo momento con l'abbraccio. Bravissimo! Bravo Andrea! Le telecamere giustamente se le prende il Divin Visone, anche se c'è l'applauso anche per il capitano che ha fatto questo bell'assist di prima. Però Super Allan torna in orario. 1-1! Super Allan, devi correre di più, Gianni, corri cazzo! E con le indicazioni dello stratega direi che si è fatto perdonare il 5. Adesso Rapolla, forte in porta, ancora una volta in qualche modo Velotti, ma ce l'ha ancora Rapolla. Quindi col sinistro dentro a cercare il Divin Visone. Se la cava la Seleção. E poi Antò va a chiudere. Bravo Anto! Rapolla va a recuperare questo pallone. Poi Ascione ha provato a farla girare.
c'è quello che ha appena entrato. Giovanni Rapollo. Oggi mi ha detto che effettivamente è di Zambito, è della cantera. Non ben mi levavo. La cantera! La cantera di Zambito. Adesso Ale Oliva va ad aprire da Didona che poi abbassa la testa per iniziare la sua falcata. Va addirittura in parte! Che ti ho detto? Te l'ho detto, che bello, me lo Forse non l'ho fatto apposta, ma tanto basta! 3-0! Il Rottweiler di Mugnano l'ha fatto bruttino! Ma fa mucco! Sempre elegante Chianese. Ha abbassato la testa per allungare invece la falcata. Ha visto la porta sguarnita e guardandolo mi sembra anche voluto il gol meraviglioso a questo punto di Didona. Siamo compatti. Va anche con le mani Didona a cercare Antò che voleva partecipare alla festa. La panchina chiedeva il gol di Antò, ci è andato vicino, adesso Picardi. Va in verticale. A trovare Enzo Costa che è subentrato. Antò col tunnel, la specialità della casa. Antò. Bravo Anto, bravo Anto. Qui un primo piano per Aura Farmare. Oh, uno di qua. Di dove si ha? Domenico. Dove? Vatti giacca. Come fanno qua? Adesso Picardi da Didona. Sbaglia l'appoggio, la perde all'Oliva. Allora il destro, ma la parata di Picardi su Yengo. Qui ha rischiato tanto Didona, all'Oliva non è riuscito ad uncinare questo pallone, non era facile. Poi Yengo ha calciato, non ha trovato gli angoli, ma è stato molto bravo Picardi a tornare tra i pali, a parare con il piede. All'Oliva vuole servire l'arbitro che però fa velo, allora Chianese. Didona può ancora calciare, ancora Didona, la palla rimane lì, Ermocio non è riuscito a ribadire in rete. Si è smociato. Penso che stava troppo sulla linea. Sì, sta. Si è un po' smociato, come suggerisce il presidente, il destro di Didona e poi Ermocio col sinistro. Non era facile, non far gol intendo. Ale Oliva con l'esterno trova centralmente Enzo Costa che riesce a passare in mezzo a due. Può anche calciare Enzo Costa, invece va verticale da Sasi Oliva che non è riuscito. Va bene Mirko, va bene così, Mirko, va bene. A trasformare in oro il pallone di Enzo Costa. Adesso Ale Oliva va ad anticipare, si fa vedere Mirko, ancora Ale Oliva. Preferisce Sasi Oliva che poi apre per Mirko che fa una sorta di mix tra assist e gol. Va bene Mirko, va bene, dai. Mirko, lei concludi. stop it. Bravo Sasi, bravo. Ale Oliva, maniche corte nel prime. Superlativo assoluto. Io ma sta in video c'è la sosta dal primo secondo tempo. Solo. Chiedo per un amico. Sasi Oliva, sì presidente, dovrebbe esserci la sosta tra primo e secondo tempo e stiamo avvicinandoci alla fine del primo tempo con questo sinistro di Chianese. Male. Mirko, più incisivo, Mirko! Adesso Enzo Costa, giù poi Oliva. Vito fallo, Didona, però fischiato il direttore di gara, quindi provaci. Fallo. Ale, prendi la porta, Ale però. Non posso perdere un altro pallone. Poi fuori, ma un altro pallone non posso perdere. Ale Oliva va in porta, quella degli spogliatoi forse. Ale, non lo perdere il pallone! I palloni costano, vediamo se Ale Oliva con anche suggerimento di Prisco trova la porta. Va Ale Oliva, Va bene. Male. Punizione da bar. Male Oliva, malissimo. Punizione da bar. Sasi Oliva. Sterza. Contro Sterza, bella giocata. Poi in porta, Velotti. E finisce in questo istante il primo tempo con il dominio del Napoli Creators. Sempre tensione alta, attenzione estrema. 3-0, Sì, siamo 3, però voglio non ci mettiamo Ma niente. sta giocando nella chiave, come stai? È un campo a 5, fra un altro po'. penso, no? Ok. Anche gioca. Fratello, allora credimi. O ti apri o prendi il posto mio, fai quello che cazzo vuoi tu. Lasciamo campo, non stiamo facendo quello che voglio. Ma lanciamo e perdiamo lo stesso. Giochiamo, perdiamo lo stesso, ma a questo punto non ci possiamo divertire. Ho presenza nervoso stasera. Non è soddisfatto. Bene. Aiuto, non voglio. L'anno prossimo sarà solo un mister, ve lo dico solo questo. Tanto se la lanciate non fate gol mai. Se lanciamo non facciamo gol mai. Fidatevi di me.
Parola mia. Senti, se ti vuoi accentrare, se vuoi stare difensore centrale in fase difensiva che stai là dietro, Federico può salire. Nel senso, mo se stato là a fianco a Federico quando porta la palla, lui può salire. Deve mettere avanti alla palla. Avanti, anzi, avanti al nostro. Avanti dovete mettere davanti la palla. Non dovete avere paura dell'uomo. Venite a prendere la palla, un tocco. No, vai giù. Teniamo alta la tensione, ma iniziamo come abbiamo finito. Poi dopo lasciamo spazio pure a quelli che sono usciti, rientrano tutti, ci sta spazio per tutti quanti. Però un poco più di cattiveria nella metà campo avversaria, quello che abbiamo detto prima della partita. No, ci manca, sì. Cioè andiamo un attimo, andiamo a cercare di fare male, va bene farla girare, però quando siamo nella metà campo avversaria per fare male, ok? Sto lavoro di Mirko che viene incontro, quando ci sta Andrea di venire incontro e andare a giocare alle spalle mi va bene. Però non lo facciamo sempre. Anche perché sennò voi perdete le vostre caratteristiche, restiamo là davanti. La palla tu allora. E se io ti faccio un tiro la stoppi tu? Se ti faccio un tiro lo stoppi tu? Ma no, se tieni l'uomo dietro, ma vita. E si chiama uomo e me la Non mi volgi. manco chiamato lui. Vabbè, rimane. Però senza appiccicare la forza, oggi Senza litigare. Ma non voglio tirare, non mi devi tirare. Giochiamo. Allora forse vuole calciare per l'inizio di questo secondo tempo Sasi Oliva. Si sposta la barriera, ma lui la centra lo stesso. Rimessa laterale da ottima Non devi posizione. concedere queste cose. Non devi concedere queste cose. Va bene, Sassi. Chi sta troppo alto. Di Donna centralmente non trova compagni. Allora Scione in qualche modo gira, Yengo riesce a trovare l'aggancio, va via Yengo. Inseguito anche da Sasi Oliva. Yengo va a calciare, Picardi. Bella Dario. Gran parata. Yengo ha provato a piazzare, questa più difficile di quella di prima. Adesso vuole ancora ripartire la Seleção. Pallone largo a cercare, a trovare Corapi che va via in slalom. Corapi! In fondo. Siamo scesi male. Siamo scesi male in campo. Hai rotto il cazzo. Minchia. Meno male che l'anno prossimo un posto in meno. Vai. Dai. Fatti giallo. Dove vi devo fare, porco Ma là, non mi scappava chi? Chef, puoi andarti a fare la doccia. Ma quanto si vogliono bene il presidente, lo stratega, il chef Franco e l'allenatore del Napoli Creators che continua la sua corsa verso il quarto gol. Enzo Costa carezza il pallone, poi ricomincia da Chianese. Adesso Ale Oliva. Verticale il pallone da Sasi. Anticipato, anzi chiuso. La ripartenza di Gaglione che però non riesce per l'intervento di Rottweiler di Mugnano ad andare verso la porta. Ale Oliva che va a calciare. Ale Oliva, non importa la distanza, il risultato è sempre lo stesso. Mandatelo la Oliva. 4-0, anche Ale Oliva sul tabellino, ma questa è una perla del 21, anche se forse il portiere della Seleção potrebbe fare qualche passo indietro. Ma non mi confondi se è male Oliva, Sasi Oliva. Ma come mi si chiama? Ma tu. Io non lo so. Ma tu ti chiami falli che non esistono perché non capisci un cazzo di calcio. Non capisci una sega. Vai lunga. Picardi, lunghissimo da Mirko che fa sponda. Mirko, ma stai a difendere. Mi ha fatto molto ridere lo stratega. Adesso Yengo riesce a girarsi. Bella palla e poi Vabbè, Domenico lo sa che Ale è bravo. Non vi dico io. Cioè, veramente, le parole del mister contano come quelle lì di... provaci! Prova, sa! Tira! Provaci! Io vedrò che la palla non tiro! Vabbè, vai, ancora presto. Oh, mi sono rotto le palle, mo entro io. Ma che guarda, Mi sono rotto le palle. No, ma non vai. Vabbè, presto, però ci sarebbe. Così con rispetto, però, Oh, Agliuma, verso la facenda. Ma perché secondo te io abbasserei il livello della nostra scuola se non entrassi? sto dicendo questo. Mister, verso la Il facenda. suo ruolo, non scherzare. Al posto di Mirko può entrare. Ognuno deve fare quello che tu sei un grande presidente. Per me non dai qua, che io presidente Allora, vado a dire una cosa, Simon Grippi, tu non giochi a nessuna parte, ti faccio l'allenatore e non devi giocare. Che fai? Però stasera sei un po' in delirio Ma sei presidenziale. ma come mai? Ale Oliva, mentre in panchina succede di tutto. Mirko vuole ancora Ale Oliva, invece trova Sasi che ha provato a servire il 21, ma anche lui non lo ha trovato. Adesso allora la Seleção può distendersi con Yengo.
Su di lui Chianese che lo chiude. Dai, Sasi. Questa giacca. Questa giacca no, questa giacca no. No, vabbè, dico. Che mister, io voglio dire sì, che problema tiene, mister? No, Che ma problema tiene? ma non esiste È un proprio. icone il press. Ma è un grande presidente, ma che c'entra in campo? Verrai con cap. Il campo è un'altra cosa. Mi avete rotto il cazzo. Già mettono da già delle Ma perché ti stai spiegando? Ma fa finta, Deve presidente, entrare. una cosa angulo, Oh, deve entrare, ma da tutto cazzo, te da sì e basta. Ma chi sta per capo, veramente? Ma pure non paga, tu non trovi. Ma tu stai Tu fai presidente, non trovi. Io ho bronzatura. E chi ha squadra? Non sono io, non E chi ha entri. squadra? E chi E ha tu che ti metti a squadra? E chi ha così. squadra? E chi ha squadra? Io queste cose non l'ho mai viste. Ma state! Non ci credo! E chi è sta roba? Ma tu dalle sempre, ma chi gioca? Stai parlando assai? Mister, a parte gli scherzi stiamo andando un po' oltre. Oh, Mirko! Onestamente stiamo veramente Che andando ti a... fasci Sergio, ma c'è tutto cazzo. Ma come faccio a sci? Ma ci arrivino tutti i piani, non è cosa tua. Ma che piano ti? Non è vado tu piano, Io cedo il mio posto al press. Tu dire ma te si ti rovascia al massimo, quello piano. Pure pantaloncino. Sì, che devi bisogno? Si va bene. No, versi tu che la capo, presidente. Questo ci le calze rotte. Gli ultimi 2 minuti può entrare. Va bene. Io entro quando lo dico io. Oh, pure il polacco, Ma che c'è? La prossima volta entro io, la prossima volta viene il massaggiatore, entra lui. Punto e basta. Ma chi sa, batti tu, chi sa? Boh, non lo Io non so. ho capito se è serio oppure no. Come se è serio o no, ma ci sta mettendo il cappetto veramente. Allora, faccio una domanda. Ma voi chi capava? Chi capava? Allora sì, mister. Puoi fare quello che vuoi. Stai scherzando? Non è una richiesta. Sto dicendo che entro perché a squadra mia, punto e basta, c'è la sì. Quando è passato? Arbitro, cambio. Dica abbassati tu allora, abbassati tu a destra. Squadra di clown? No, ma non è questione di clown, è una squadra che. Cioè, non ho mai visto una cosa del genere. Il presidente che si mette la maglietta in gol. Tu, cioè, stanno succedendo delle cose, sinceramente. Ah, comunque. Io vengo a partita fornuto perché posso ne acciuro oggi. No, tu puoi venire quando tu. Sabato, fammi piacere. Però sabato ti guarda che sta succedendo. Che ne pensi? Si stracciata la camminata. Ma è cose qua con Cioè, io non lo so. Io c'è tutto a mangiare, voi qua. Clown, squadra di clown. Quella è l'autogestione. Sì. È vero che tu metti soldi, presidente. Mister, però se Ma non può fare per fare la tua gestione si Ma che vede che significa, scusa? mister è Ma allora non mette soldi e può fare la tua poca roba. Poca roba, non esiste. Pallone o mio, gioco solo tu. Allora il problema sei tu. Mi dite nei commenti perché applaudite solo quello che fa Ermocio. Scrivetelo nei commenti, grazie. Giusto per sapere. Non mettere coppa a fascia. E sono il dottor critico d'arte. Attenzione perché prova ad attaccare la Seleção con il presidente del Napoli Creators che sta per entrare perché a un certo punto ha detto adesso entro io. Valencia, Mallorca e 1-0. Ma qua stiamo facendo. Che minuto? Grazie. Che minuto? Rapolla va a cercare il Divin Visone, forse un tocco con il braccio, non secondo il direttore di gara. Oliva. Mirko che sponda. Oh, ma che so, lo fa? No, ma è innanzitutto. No, innanzitutto. Ma tu mica cacci che la mino lì. Ed è entrato! Ma chi ti credi di essere? Io non lo so. Ma gioca punto però! Stiamo vedendo qualcosa di folle. Eccolo lo stratega, subito gran controllo, poi che girata nello stratega che ha già portato molta qualità. Poi di prima a trovare Divin Visone e poi Ale Oliva non riesce a colpire Venanzi Rapolla, scusate. Io so che mi è piaciuto sta mossa, presidente. In realtà giocata brillante dello stratega. Pallone che si perde, vediamo come la mette giù. Lo stratega! Passo da un aggancio spaziale. Ma che non sto per la Buono. Dopo gli ultimi minuti di delirio, Divin Visone va a cercare di Dona. Guarda, visto Giovanni buttava la fuori su lì. Antò, che rischio! Poi che rischio anche per Picardi. Oh! Under ci stiamo giocando. Se la ride Chef Franco perché ormai sta succedendo di tutto. Antò stava anche per farsi autogol. Ale Oliva va a cercare lo stratega che l'aveva girata in torsione. Vedete fare un infarto. Adesso Madonna va ad aprire. Poi può calciare Madonna. Madonna. Di poco. Ancora Madonna.
ma così non voglio sembrare blasfemo. Ascione, il pallone passa dalle parti di Di Pietro, l'ha tolta con il piede Picardi. Solo portiere il Napoli Creators. Uno solo. E fa civile adesso. Diventato videomaker Prisco, mentre qui abbiamo visto l'assist di Madonna per Di Pietro. È la parata di Picardi. Poi la battuta corta per Ascione, che prova ad andare a calciare, vince il contrasto Ascione, poi ancora con i piedi Dario Picardi. Adesso Di Dona con le mani, va a cercare lo stratega che si stava coordinando, poi Di Pietro, occhio al contropiede, Di Pietro, largo si fa vedere Yengo, cercato invece preferito Ascione, che va nel traffico, passa Di Pietro da Yengo, ancora con i piedi Picardi, ma c'è il tocco con la mano. Calcio di rigore. Qui abbiamo rivisto il tiro di Yengo, la parata di Picardi e forse effettivamente sì. Calcio di rigore. Va Yengo! Questa volta spiazza Picardi. Arbitro! Con la R, arbitro. Stai zitto, Giova, vieni. Enzo go. Arbitro, 2B o arbitro? Stai zitto. Giochiamo, dai, centrale, dai. Vai, va bene. Rivediamo il rigore mentre c'è stato un cambio nel Napoli Creators. Rientra Enzo Costa. Ottima trasformazione del numero 9, Yengo. Adesso Di Dona. Con la punta la fa passare alle Oliva. Mette giù, poi va da Sasi. Enzo Costa, largo. La Seleção vuole riaprirla in questo finale. Il pallone è a cercare, a trovare il solito Yengo, che è stato un ottimo punto di riferimento da quando è entrato, ma Picardi ha trovato la palla con le mani e poi ha trovato anche Enzo Costa con il rilancio per Hermocio! Segna anche Hermocio! E allora il Napoli Creators può festeggiare così. Bene. Gran lancio con le mani di Picardi e ottima palla di Enzo Costa sui piedi di Hermocio, che ci ha provato anche questa volta a sbagliare, ma la palla è entrata. Di Dona prova ad autolanciarsi, Di Dona in velocità, inseguito da Madonna, che lo recupera e finisce qui. Il Napoli Creators torna alla vittoria e lo fa alla grande. Successo di tutto, un colpo di stato. Prima, forse, non lo so, dipende dall'altra squadra che ha fatto. Che schifo. Ok. Agitiamo sulla serie del prezzo. Dite abbassati tu. Vai tu, al momento, come c'è avuto sulla Colombia. È il poblado. Che ne pensi? Allora, il gol da centrocampo l'ho detto prima. Erano grossi. 2, no. Tirate un po'. Oggi è mancato il gol, ma arriverà nelle fasi finali. Attenzione, l'ha promesso, io 3 partite 2 gol. La media è quella giusta. Stiamo lavorando bene, signor. No, pensavo a te. No. A me 2 gol ho fatto. Ale!